Sì, grazie Presidente. Signora Sottosegretario, il 13 marzo 2024 abbiamo presentato a mia prima firma questa interrogazione. Capisco i numerosissimi impegni del Ministro e del Ministero, ma una azione prevede sempre una reazione in tempi decenti. Questa nostra interrogazione è, come sempre succede, il segno di aver accolto la protesta del territorio. Ci si aspettava una risposta in tempi consoni. Quasi un anno fa il cambio delle regole a cui lei ha accennato determinavano l'organizzazione di viaggi e escursioni in maniera diversa e ha visto i ragazzi privati di una esperienza di studio e di formazione che fa parte del loro curriculum di istruzione. La mia è una regione che vive realtà scolastiche molto diverse. Approfitto per ringraziare il Ministero e il suo gabinetto per l'attenzione che ha avuto in questi anni e in precedenza nei confronti della scuola con lingua di insegnamento slovena e spero si possa attuare quanto prima quel contatto diretto tra il Ministero e il Dipartimento dell'Ufficio Scolastico Regionale che si occupa appunto di scuole di lingua slovena, come previsto dalla legge 38/2001 che tutela la minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia, e che venga garantita l'istruzione in sloveno su tutto il territorio previsto dagli accordi internazionali, quindi mantenuta l'attenzione che da sempre il Ministero per l'istruzione ha avuto nei confronti della minoranza slovena che mi onoro di rappresentare in questa aula. L'istruzione ha un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani, lo ha testé asserito anche lei. Una visione moderna di una scuola che comprenda esperienze formative a largo spettro è quindi molto importante per evitare anche l'abbandono scolastico e garantire ai giovani la possibilità di scegliere come costruire il proprio futuro. Nella nostra interrogazione sono state citate le esigenze di istituti strutturati e con molti studenti che si sono visti in difficoltà o impossibilitati all'epoca a organizzare viaggi di istruzione o gite scolastiche a causa appunto del nuovo codice degli appalti. Ho accolto le istanze degli istituti scolastici più numerosi come il Malignani o il Copernico di Udine, il Leopardi Maiorina lo Zanussi o il Grigoletti di Pordenone e le proteste degli studenti. La norma ha reso necessario un chiarimento da parte sua per queste scuole, poiché sommando tutte le gite organizzate da un singolo istituto veniva superata ovviamente la soglia totale dei 140.000 euro previsti. Quindi veniva imposta la necessità di un vero e proprio appalto. Ora, mi scusi, signora Sottosegretario, il mancato implemento di finanziamento dell'istruzione, la creazione di fantasmagorici licei del Made in Italy rivelatisi un flop senza precedenti, gli edifici scolastici obsoleti, abbandonati a se stessi come con intonaci che si staccano, come è successo proprio pochissimo tempo fa a Trieste, la mancanza di organico adeguato, di strumenti di studio, la disattenzione nei confronti delle capacità didattiche nelle cosiddette classi pollaio e dall'altra parte la disattenzione per le scuole di territori difficili come la montagna sono già di per sé problematiche che impegnano e molto i dirigenti, gli insegnanti, il personale amministrativo e quello ausiliario. A questo si aggiungano gli accorpamenti degli istituti, i tagli dell'organico, le difficoltà per l'inclusione dei ragazzi con difficoltà o invalidità. Lei comprende come un nuovo onere imposto abbia scaturito malumori e proteste. La sua risposta non ci soddisfa dunque del tutto, perché non corrisponde alle esigenze di una scuola pubblica agile che offre a tutte le famiglie l'opportunità di vedere i propri figli avere una formazione certa, adeguata, ma nello stesso tempo aperta al mondo. Studiare la storia è importante, ma può essere astratto per i giovani. Vedere però con i propri occhi i luoghi dove ciò che è per noi storia è stato reale, esperienza straordinaria per tutti, lo è ancor di più per chi sta costruendo la propria vita, e in questo la scuola è determinante. Il diritto allo studio è sancito dalla Costituzione, la Costituzione
tutela i diritti di tutti i cittadini, teniamocela cara. Grazie.